Buondì, sei Teresa Geninatti. Se Giarida ha bisogno di scuotere lo segretario per piacere. Grazie. Ieri non mi avessi cercato? Ah, t'hai ricevuto la mia fattura? Ah, aspetta che vado a controllare tra i miei documenti. Aspetta, eh. Che drôlo, perché me già una copia e dalla mail è risultata arrivata. Ma, vuoi sapere? Sì, già ricevuto la bonifica sul conto bancario, sì. Per un importo di 1000 euro. Sì, dall'estrar conto il risultato è del 2 aprile. Ah no, solo do 20 d'aprile e è smag una visa di pagamento. Difatti, se guarda bene, è un'auta mancina. Sì, e due è l'oggetto del documento e è niente il numero della fattura. Ma è scritta avviso di pagamento. Sì. Sì, e invece la fattura è del 2 di maio. Difatti, mi già fatto la fattura contemporaneamente al vostro pagamento. Sì, e la fattura, aspetta, la fattura numero 3 del 2012. Sì, la mandai alle 2 a 11 bot. La sto per intruaia? Ah, non è un problema. Allora, facciamo parei, te la rimando subito. Preferesti via fax o una mail? Ah no, ma no, non è un problema, ti fa subito la scannerizzazione. Allora per mail, d'accordo. Aspetta, ne? Bella mandaia. Sì, e spero che arrivi a CV. Grazie a Bimbim per lo disturbi. Per qualsiasi cosa a me se essi non senti sen. Grazie in cui è tutto. Allegher! Già appena fai una dimostrazione ed una telefonata a tua espressione tipica per mandare il documento. Difatti la regolarizzazione e situazione contabile o prevedono che archivi e chiamare l'interlocutore e sovente puoi mandare tuo mail o tuo fax e documenti che sono perduti.